attendiamo parole chiare da chi dice che ha governato bene con noi il Veneto, perché se le parole non sono chiare si mette in discussione che fosse stato un buon governo. Marino Zorzato chiede una presa di posizione chiara da parte di Zaia e Tosi. Le parole di Salvini, a porta ha detto che in Veneto è meglio correre senza l'NCD, rischiano infatti di compromettere un rapporto che in questi anni ha permesso di governare senza sussulti la regione. Il vicepresidente con delega alla cultura dice che il leader della Lega sta preparando l'omicidio politico perfetto. La vittima è proprio Luca Zaia. Credo che la politica nazionale sta invadendo il Veneto. E la cosa non va bene, perché abbiamo sempre ritenuto tutti che prima venisse il Veneto, parliamo di Veneto autonomo, Veneto indipendente, Veneto che pensa da sé, e invece vedo che troppi da Roma o da Milano stanno pontificando, quasi obbligando qualcuno a scelte in Veneto che non è quello che il Veneto vorrebbe o che i veneti vorrebbero. Zorzato per il momento declina l'offerta lanciata da Demenec, segretario regionale del PD. A Roma precisa governiamo con loro per il bene del paese, ma in Veneto è tutta un'altra storia. E tende la mano agli alleati di sempre. La doppia bocciatura del bilancio in commissione delle scorse ore, che molti hanno definito il primo atto del divorzio, viene derubricata da Zorzato a semplice disguido tecnico. È indubbio che c'è un fattore tecnico che è la base di tutto. Poi in commissione, la maggioranza ieri in 2 commissioni o 3 addirittura si trova che è mancata Forza Italia, è mancata mezza Lega, sul piano tecnico il nostro gruppo si è astenuto e quindi si va sotto in commissione, ma questo è un problema di tenuta di maggioranza che ovviamente se non preoccupa l'immediato, cioè se uno guarda al futuro, insomma, meglio correggere queste cose, insomma, dai. Quindi esclude un messaggio politico lei? No, noi abbiamo un impegno sul governo regionale, siamo abituati ad essere persone serie, abbiamo governato in questi anni per i veneti e fino all'ultimo giorno quello è il nostro compito